Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in Cina, a Shanghai, per questo emozionante Gran Premio in Formula 1 2011. Come potete vedere il nostro meteo non è dei migliori, ci ritroviamo in condizione di bagnato netto, infatti adesso monteremo delle gomme da bagnato per affrontare questo nuovo circuito e ci ritroviamo in 10ª posizione a causa quindi di queste qualifiche davvero molto ostili per la nostra autovettura. Infatti nella prima sezione delle qualifiche sono riuscito a ottenere ottimi punteggi, anzi ottimi tempi, ma adesso siamo costretti a impostare un andamento più basso per aumentare il carico aerodinamico e quindi rendere la vettura più prevedibile e docile. Quindi iniziamo la nostra gara al 10º posto ragazzi, per raggiungere almeno il 9º posto come dice la nostra scuderia, e quindi aggiungere dei punti al nostro campionato costruttori e ovviamente anche al nostro campionato piloti. Il nostro Barrichello, ovvero il nostro compagno da battere, perché il nostro obiettivo ragazzi non è quello che avete visto nella sezione principale, ovvero quello di raggiungere il 9º posto, bensì quello di sconfiggere il nostro caro Barrichello, che si ritrova relegato nelle ultime file in 15ª posizione. Alonso si ritrova in prima posizione, wow, davvero molto strano, perché davvero nel vero Gran Premio della Cina non ha ottenuto ottimi risultati, infatti è arrivato in 9ª posizione, e invece il grandissimo Nico Rosberg davvero ha esordito in questo nuovo Gran Premio, è riuscito a conquistare la prima posizione. Comunque concentriamoci, andiamo avanti con il nostro KERS, teniamo sempre sotto controllo la temperatura del motore, vediamo quello che riusciamo a combinare in partenza. Dietro Nicky Heidfeld ragazzi, andiamo. Jenson Button davanti a noi. Si comincia sul bagnato, non saremo costretti a usare entrambe le mescole da asciutto. Perfetto, si comincia sul bagnato, non dobbiamo usare le mescole da asciutto, quindi una gara, dovremo trascorrere questa gara su questi pneumatici. Andiamo avanti, facciamo passare a Jenson Button, dannazione. Andiamo avanti, forse riusciamo a riprenderlo. Avanti, 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 siamo appena a 200 centesimi di secondo dalla sua autovettura. Forza, 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 forza. Dannazione, stiamo nuotando ragazzi, stiamo navigando, non abbiamo un'auto, abbiamo un bel motoscafo qui, con motore BMW. Andiamo, andiamo. Forza, affrontiamo queste curve nella maniera migliore, anche se è davvero molto dura giocare con la tastiera ragazzi all'interno di questo game, soprattutto in queste condizioni del tracciato, che è davvero molto ostile per la nostra auto. Intanto quinto posto ragazzi, 333 centesimi di secondo dal nostro avversario, ovvero Jenson Button. Intanto Barrichello chissà dove è finito nelle ultime posizioni. Cerchiamo di non commettere penalità per non bloccare i nostri avversari, altrimenti saremo costretti a rientrare entro 3 giri all'interno dei nostri box. Vi ricordo che il DRS non è abilitato all'interno di queste gare con i pneumatici a mescola bagnata, infatti non possiamo utilizzare questo aumento della velocità sfruttando la nostra ala posteriore. Intanto ragazzi, chissà chi è primo, probabilmente sarà Alonso, come vi dicevo Alonso è stato relegato al 9º posto nella gara in Cina, invece Nico Rosberg al primo posto, conquistando quindi il suo primo trofeo in Formula 1, e ovviamente seguito da Mark Webber, Hamilton. E invece in questo nuovo Gran Premio del Bahrain, che è appena avvenuto diversi giorni fa, Vettel è riuscito a conquistare la prima posizione, e ovviamente anche due nuove rivelazioni, ovvero le due Lotus dietro la imponente autovettura di Vettel, che hanno conquistato la seconda e terza posizione utilizzando gomme, una strategia davvero molto importante per quanto riguarda i pneumatici. I dati della telemetria ci indicano che gli pneumatici hanno la temperatura ideale. Ecco, il nostro amico ci ha appena consigliato che i pneumatici si ritrovano alla loro temperatura ideale, quindi è perfetta per garantire la perfezione assoluta all'interno di questo circuito. Speriamo che continuiamo in questa posizione. Comunque le due Lotus all'interno del Gran Premio del Bahrain che faremo sono risultate seconda e terza, utilizzando una strategia davvero molto importante. Ritroviamo il nuovo pilota Grosjean in Formula 1, che è davvero molto ma molto abile, è riuscito a conquistare il secondo posto utilizzando una mescola media. Invece il terzo arrivato, così possiamo dire, Raikkonen, sempre in mano alla sua Lotus, montando delle gomme morbide è riuscito a guadagnare la terza posizione, quindi davvero un Gran Premio davvero molto innovativo, con dei nuovi piloti che sono riusciti a guadagnare quindi queste nuove posizioni. Vediamo noi se riusciamo a sorprendere la nostra scuderia, vediamo un po'. Massa e la Ferrari dietro di noi ragazzi.
è riuscita a guadagnare la sesta posizione. Tanto andiamo avanti, vediamo un po' se riusciamo a far trascorrere diversi giri e vedere un po' il tracciato che cosa presenta, anzi se migliorerà il meteo riusciremo a mettere le gomme d'asciutto. Comunque attendiamo qualche giro e vediamo un po' la situazione se migliorerà. Ben ritrovati ragazzi all'8º giro, a quanto pare il meteo non è migliorato, però la nostra posizione in classifica sì, anzi non è migliorata, è peggiorata, ci ritroviamo all'8ª posizione a causa di un errore all'interno di questa curva che avete appena visto adesso. Infatti ho perso di mano la vettura schiacciando troppo l'acceleratore e siamo finiti fuori pista perdendo appena 3 posizioni, però ancora rientriamo all'interno del nostro obiettivo principale, ovvero quello di battere Barrichello, e il secondo obiettivo, ovvero quello di riuscire a rientrare all'interno della top 10. Comunque abbiamo un ritmo abbastanza elevato, siamo riusciti a guadagnare 278 centesimi di secondo. All'interno di queste curve, queste piccole chicane, riusciamo a guadagnare molta velocità, ma la perdiamo in rettilineo perché vi ricordo che la nostra vettura ha un motore che in rettilineo non è molto ma molto prestazionale. Infatti nelle curve veloci guardate un po' che tempo magnifico che riusciamo a guadagnare, e ovviamente alla nona posizione abbiamo Perez con la sua Sauber che continua a spingere, e infatti abbiamo perso ben 100 centesimi. Andiamo avanti, ecco qua, questo è un altro curvone pericoloso ragazzi, guardate che bella scritta Shanghai Jiading, ecco là, non si ritrova nessuno all'interno di quegli spalti. Ovviamente siamo solo noi gli unici cretini a correre su questa pista in queste condizioni, però ragazzi adesso ci supererà Perez, probabilmente non abbiamo più Kers all'interno della nostra batteria. Andiamo, anzi no, non ci ha superato, wow, ce l'abbiamo fatta. Il giro migliore è stato 1,45 334. Vediamo se possiamo andare avanti ragazzi. Pongo un saluto al grande Peppe Ibra 11 che ha richiesto particolarmente questo video, quindi il grande Gran Premio della Cina, voleva vedere un po' come riusciva ad affrontarlo la nostra cara Williams, ed ecco che glielo stiamo offrendo. Probabilmente arriveremo al 9º posto, e comunque cercheremo di trattenerci sull'8º perché queste curve sono davvero molto impegnative. Comunque cerchiamo di mantenere questa prestazione. Intanto ragazzi, ho visto che Sniper V2 Elite, il gameplay che ho mostrato, ovvero la demo, è stato davvero di vostro piacimento, e vedremo se riusciremo a fare qualche gameplay probabilmente della campagna single player, visto che è davvero la parte fondamentale di questo nuovo game. È davvero molto ma molto prestazionale anche il gioco, è molto bello, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto le fisiche del gioco sono molto ben dettagliate, le possiamo, vedremo anche se possiamo fare qualche gameplay per quanto riguarda la storia principale. Vediamo un po' di cosa tratterà la campagna, ovviamente sempre obiettivi principali nell'uccidere qualcosa o qualcuno. Comunque è stato davvero un bel gameplay, davvero il game mi è piaciuto tantissimo. Comunque ci ritroviamo sempre all'8ª posizione, 128 secondi, anzi centesimi di secondo rispetto al nostro tempo iniziale. Attenzione, abbiamo perso un po' di tempo, maledizione, ho perso un attimo la nostra vettura di mano. E qua ragazzi, se si perde un attimo lo sterzo di mano, soprattutto io che gioco con la tastiera, perdiamo davvero secondi che sono fondamentali, anche quei piccoli millesimi, per garantire la perfezione all'interno del nostro circuito. Comunque 2 giri di carburante in più ragazzi, come potete leggere nella sezione in verde carburante. Praticamente quelli sono le lotte di carburante che abbiamo accumulato all'interno del nostro serbatoio e che possiamo sprecare con la modalità carburante 1, ovvero la nostra miscela elevata. Io ragazzi consiglio di utilizzare la miscela elevata quando ci ritroviamo in difficoltà, sia in attacco che in difesa, e ovviamente negli ultimi giri, quindi Heidfeld sta lentamente recuperando terreno. dannazione Heidfeld recupera terreno, e quindi adesso noi metteremo il nostro carburante pro per riuscire a ottenere dei vantaggi su di lui. Comunque il prossimo Gran Premio, attenzione, ecco ragazzi, avete visto il fenomeno dell'acquaplaning, le nostre gomme stavano per andare a farsi un giro, comunque l'abbiamo tenuta in mano la macchina. Andiamo avanti, ovviamente il DRS non possiamo utilizzarlo, comunque 250 centesimi di secondo, ci ritroviamo sempre in contrapposizione con il nostro Heidfeld. Comunque il prossimo Gran Premio credo che sia quello del Bahrain, oppure quello della Spagna, vediamo un po'. Comunque speriamo che in Bahrain ragazzi, visto che è un territorio abbastanza sabbioso, si ritrova nel deserto, in pieno deserto,
il meteo sarà favorevole, ovvero avremo un meteo abbastanza asciutto, ovvero più che asciutto. I nostri pneumatici si consumeranno in maniera molto rapida perché ci sarà un sole che spaccherà le pietre. Comunque speriamo, perché ho visto che la mia vettura, anzi la nostra vettura e la cara Williams, in condizioni di asciutto si propone davvero in maniera molto ma molto adagiata, infatti agiata, perché se non fosse stato per queste condizioni meteo davvero sfavorevoli, nelle qualifiche mi sarei qualificato al terzo posto, quarto posto massimo, e sarei riuscito a guadagnare anche la prima posizione. Comunque, siccome gli avversari sperano sul bagnato, perché la nostra vettura sul bagnato non è proprio prestazionale, non riusciamo a ottenere quindi posizioni davvero agiate per quanto vuole il nostro team. Però ci ritroviamo al nono posto, però noi cerchiamo di ambire alle prime posizioni, cercare di farci una bella gara, una vera e propria sfida tra i piloti migliori di questo campionato. Allora, vediamo un po' come ci ritroviamo. 399 centesimi di secondo in meno. Ultimo giro, ragazzi, ultimo giro in questo Gran Premio di Shanghai. Andiamo avanti, Michele Leva. Attenzione, attenzione, ultima curva, dannazione, lo sapevo io. Maledizione, mettiamo la nostra miscela 1. Sempre alle ultime curve tutto succede, maledizione. Miscela elevata, ragazzi, adesso faremo divertire i nostri cilindri all'interno del nostro motore. Spruzzeranno di gioia fuori dagli scarichi. Abbiamo tutto il KERS, abbiamo perso 866 centesimi di secondo. Dobbiamo mantenere questa posizione, ragazzi. Guardate le nostre freccioline, ecco anche un po' di aquaplaning ci stava. Ecco le nostre, il Highfield e Perez che continuano a spingere dietro di noi. Dobbiamo conservare tutto il KERS, ragazzi, per utilizzarlo nel rettilineo, che sicuramente ci bruceranno. Andiamo, ho puntato molto sulla reattività della vettura, ovviamente sulla stabilità in curva con queste prestazioni da bagnato, per garantire quindi un'ottima prestazione, ma ho ridotto la velocità massima e ho ridotto anche la durezza delle nostre molle anteriori e posteriori. Dobbiamo evitare i cordoli, ragazzi. I cordoli possiamo considerarli amici o nemici: amici sull'asciutto, nemici sul bagnato, che fanno sbandare la nostra vettura. Allora, rettilineo finale, ragazzi, andiamo. Rettilineo importante, Mark Webber, congratulazioni amico mio, hai vinto il Gran Premio della Cina. E Nico Rosberg, vediamo dov'è, settimo posto per Nico Rosberg. Guardate i pallini bianchi sulla minimappa come si avvicinano. Facciamo cantare il nostro motore avanti, il nostro motore Cosworth. Forza, 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 avanti, ultima curva, cerchiamo di non sbagliare. Vediamo, andiamo, acceleriamo. Attenzione, attenzione. Avanti, forse riusciamo a migliorare anche il nostro tempo, ma non credo, per quell'errore nella curva principale. Ecco, rettilineo finale, ragazzi. Gran Premio della Cina, ottavo posto. Abbiamo guadagnato diversi punti e il nostro pilota, guardate come si diverte a esultare. Ottavo posto, e il nostro team aveva richiesto il nono posto, comunque ce la siamo cavata. Vediamo adesso cosa ha da dire. 2 posizioni guadagnate, una discreta gara. Buona prestazione, hai conquistato 4 punti. Congratulazioni. Il nostro amico adesso si ubriacherà, ragazzi. Guardate un po'. 4 punti per la nostra scuderia. Dov'è Barrichello, ragazzi? Barrichello dove si ritrova? Il nostro caro Rubens Barrichello, 18° posto. Ha perso ben 3 posizioni, ma ne ha fatte guadagnare 3 a noi. Probabilmente il nostro team sarà felicissimo di aver guadagnato questo 7° posto in campionato piloti. Vediamo al primo posto chi si ritroviamo. Mark Webber, sta andando davvero molto forte questo campionato. E nella classifica costruttori ci stiamo muovendo abbastanza bene, con un bel 4° posto. Invece la McLaren e la Ferrari si ritrovano davanti a noi. Ovviamente in primo posto la Red Bull di Mark Webber e di Vettel. Comunque vediamo un po', e anche questo gameplay è terminato, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo completato, ecco, il nostro pelatone, l'ingegnere che ci stringe la mano, nono posto. E ovviamente spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un commento e anche un parere. Ciao a tutti, ragazzi.